Ed è un buon pomeriggio quello che vi facciamo per venire dal Carisport di Cesena. Queste sono le Futsal Finals e per essere ancora più precisi è la semifinale scudetto Under 19 femminile. Si sfidano Cagliari e Lazio. Ancora un saluto da Lorenzo Poliselli. È il momento della consegna delle targhe di partecipazione alle due società in questa Final Four che assegna il tricolore. C'è già una squadra in finale che adesso è sulle tribune del Carisport ad osservare quelle che saranno le avversarie di domani, ovvero il Bitonto che ha battuto 4-2 il San Piero nella prima delle due semifinali di giornata, dopo una gara combattuta specialmente nel primo tempo, chiusasi 1-1. E adesso bisognerà capire chi tra Cagliari e Lazio sarà la rivale per il tricolore delle giocatrici in maglia verde, che dopo il successo della prima squadra dell'anno scorso vorranno certamente replicare. Ricordiamo che questa è la sfida che l'anno scorso ha assegnato la Coppa Italia in quel di Mola di Bari. A trionfare fu il Cagliari 5-3. Pardon, rettifico quando ho detto un attimo fa, appunto. 5-3 fu il risultato esatto, ma a vincere fu invece la Lazio e quindi sarà sicuramente la volontà da parte del Cagliari di riequilibrare il passivo nei confronti delle biancocelesti, che adesso sono riunite in cerchio, così come le giocatrici in bianco, che sicuramente vorranno vendere carissima la pelle, approdare alla finale scudetto per sfidare domani il Bitonto. Diamo subito lettura dei quintetti con Canu, Virdis, Porceddu, Orru e Carboni Tonga per il Cagliari. Foto di squadra e poi tutto pronto per il kick-off. Per quanto riguarda il quintetto della Lazio invece in porta Santulli e poi Pantano, Vadalà, Conticelli e Arianna Proietti. È davvero tutto pronto adesso per l'inizio di questa seconda semifinale scudetto. Fa sempre un po' effetto dirlo. Under 19 è della Lazio il calcio d'inizio, con il primo pallone lungo da parte di Conticelli a cercare la compagna Proietti, non riesce l'aggancio al numero 17. Subito Cagliari in possesso di palla, conduce subito in avanti ma viene fermata Porceddu. Poi il ritorno da Vadalà, vediamo se verticalizza subito velocemente per Proietti e poi ottimo l'intervento da parte di Alice Virdis, che prende solo e unicamente la palla. Insomma, davvero un intervento importante, rischioso ma efficace. Rimessa laterale affidata a Conticelli, vicina c'è Vadalà che si apre per ricevere Conticelli, poi non riesce lo schema perché Proietti non trova l'impatto con la sfera.
allunga il campo da Carboni-Tonga, sfera che viene tenuta solo per un momento sul terreno di gioco. La rimessa sarà per il Cagliari. Vediamo se si allarga Kanu per giocare questo pallone. Sì, eccola infatti che prende spazio Kanu. Vediamo se pensa addirittura alla conclusione. La prova, ribattuta, poi Conticelli vede la porta vuota e arriva subito Virdis a chiudere tutto. Virdis ancora, sale doppio passo, Proietti per recuperare il pallone, Conticelli ancora un 1 contro 1 con Orru, Conticelli, vediamo se va con il destro, para facilmente Chloe Kanu. Ora ritmo alto in questo momento, Orru vorrebbe scavalcare tutto per Carboni-Tonga, non deve fare altro che accompagnare la sfera all'uscito Miriam Santulli. Pantano, vada là. Si muove Conticelli, non viene servita, vediamo se si torna da Pantano, no, ancora Vadalà, gioco di gambe da parte di Vadalà che poi supera quasi in velocità l'avversario, non riesce però a andare per l'ultimo passaggio. Proietti, c'era anche Vadalà da poter servire, non è stata chiamata l'uscita a Proietti che si lamenta, non si sa esattamente di cosa, credo che lo faccia unicamente con se stessa. Dentro la palla per Vadalà, poi Carboni-Tonga prova ad arrivare sul pallone, brava Conticelli con il fisico per perdere l'equilibrio dell'avversaria. Pantano, l'1 contro 1 di Pantano con l'esterno del destro, devia però la capitana della formazione sarda e poi non può fare altro che recapitare la rimessa laterale agli avversari. Proietti va via Conticelli, attenzione a Orru che aveva già capito tutto, Pantano poi di testa mette sul fondo. Canu vuole andare lunga da Carboni-Tonga che però ha un match fisico, soprattutto se vuole ricevere il pallone e spara alla porta contro Pantano. Virdis ancora, Virdis se la portano avanti, Virdis fa tutto bene, poi calcia alta però la conclusione della giocatrice con la fascia al braccio, maglia 3 del Cagliari. Si riparte da Santulli. Virdis. Orru c'è, spiega un po' sul pallone la numero 9, poi Virdis dietro da Kanu, allarga la sfera Carboni-Tonga però non poteva essere in due posti contemporaneamente, ha fatto un altro movimento Cristina Carboni-Tonga, qui palla che però viene subito rispedita al mittente da parte della Lazio. Vediamo se adesso Carboni-Tonga riesce a mettere giù questo pallone. No, è ancora Pantano ad averla meglio. Virdis mette qui bene il pallone, poi rischia qualcosa, obiettivamente esce vincitrice però dal dribbling. Virdis ancora da Orru, l'idea era ottima, l'esecuzione un po' meno. Sfera sul fondo. Pantano, Virdis. Ora Virdis stavolta calcia e impensierisce Santulli, chiamata alla prima parata della sua partita, devia con il piede destro, calcio d'angolo. Orru, pallone scodellato, Virdis va a calciare, conclusione che però non può impensierire la retroguardia laziale, allontana Conticelli, cambio dentro Serapiglia, fuori Vadalà e dentro Moro al posto di Arianna Proietti. Allunga
tirato il pallone Pantano, ancora brava e attenta, non può tenere però il pallone in campo. Sara se la piglia. Virdes si sposta bene il pallone per calciare, il controllo orientato è quello che ha dato la possibilità di prendere un po' di spazio, poi però non c'era effettivamente la possibilità di impensierire il portiere. Qui a calciare è la giocatrice neoentrata Elenia Moro. Deviazione, calcio d'angolo per la Lazio che insomma inizia a prendere un po' più di coraggio. Monticelli qui manca l'appuntamento con la conclusione. Moro, vediamo se riesce lei da una palla fantastica a Pantano per l'1-0 della Lazio, ma questo è un gol che va diviso a metà con Moro che dà una palla fantastica. Che visione di gioco da parte della giocatrice neoentrata che al terzo pallone giocato serve questo cioccolatino alla compagna, battuta di prima e 1-0 Lazio. Lazio. Ha segnato Pantano, che qui recupera anche il pallone e fa ripartire la Lazio. Conticelli, vediamo se si butta dentro proprio Pantano. Conticelli va sul destro, calcia, stavolta è alto. Lazio che addirittura ha flirtato con il 2-0. Cambio dentro Federica Tronci nel Cagliari. Canu anticipata da Moro che poi calcia e Canu deve parare, attenzione alla palla che viene tenuta in campo. Pantano però ci arriva prima. Conticelli 1 contro 1, Pantano ancora se la sposta, poi Carbonitonga fa una giocata difensiva abbastanza importante, attenzione che però rimane a terra. Si è fatta male Cristina Carbonitonga. E qui bellissima scena del medico della Lazio che insomma porta fuori Cristina Carbonitonga dal campo e le dà una mano a mettersi in panchina e l'assiste anche per quanto riguarda i soccorsi. Insomma, una scena molto molto sportiva. Lamenta un problema all'altezza del polpaccio, mi pare di... Però fa un gesto come se la caviglia le si fosse girata, insomma. Sembra un po' meno dolorante di qualche attimo fa. Siamo tornati in diretta. Non poteva toccare nuovamente il pallone e quindi c'era anche un calcio di punizione in diretto al limite dell'area per quanto riguarda la Lazio. Infatti ci sono delle proteste, ma... lei ha visto il tocco, dice la direttrice di gara alla giocatrice della Lazio. Lei ha visto un tocco che io non ho visto e quindi
La palla torna alla disponibilità del portiere del Cagliari con Orru, lotta con Moro, poi arriva Virdis, la palla però non è uscita, Tronci, volevano un fallo le giocatrici della Lazio che non arriva ancora. Sarde in possesso di palla, Tronci prova a controllare, non ci riesce. È entrata in campo anche Leonora Piras con la maglia numero 11, la vedete qui nel lato più vicino alla nostra postazione. Virdis, vediamo se scarica su Piras, per il momento ancora no. Virdis si sposta il pallone, calcia Virdis, deviazione, calcio d'angolo. Palla dentro, arriva a calciare Virdis, non deve fare altro che lasciarla scorrere. Santulli poi vorrebbe allungare le sue compagne, ma non le sono state dietro. Serapiglia 1 contro 1 con Piras, sfera che non può arrivare a Raponi. Brutta uscita palla, può andare a calciare ma non trova la porta Moro. Si era liberata bene per il tiro, ma soprattutto ha sfruttato l'errore da parte di Canu che aveva lasciato completamente sguarnita la porta del Cagliari. Si rimane 1-0. Qui Orru prova a combattere, l'ultimo tocco però è il suo. Raponi tiene stretta la rimessa. Conticelli, Moro allunga la falcata, lascia sul posto avversaria. Moro poi va dentro, ha cercato qualcosa a metà tra un tiro e un suggerimento. Diciamo che entrambe le compagne però avevano fatto un movimento un po' troppo a stringere, nessuna a rimorchio, con una linea di passaggio un po' più pulita. Torna in campo poi Cristina Carboniton. Tronci vede l'inserimento di Carbonitonga, arriva prima però Santulli, brava a leggere in anticipo quelle che erano le intenzioni della compagna, dell'avversaria, pardon. Orru, Canu, un po' di spazio per Canu che poi alza il pallone. Moro ancora vuole andare a calciare, Canu, la palla è entrata, errore clamoroso di Canu. 2-0 della Lazio, perde prima il pallone, poi l'errore clamoroso di Canu, e questo è a tutti gli effetti un autogol del portiere del Cagliari che poi scoppia in lacrime. Deve essere brava però a resettare velocemente, perché insomma è tra l'altro l'unico estremo difensore in panchina per la formazione cagliaritana. (2-0) per la Lazio, l'autogol di Canu. Virdis va in profondità da Orru spara alla porta, torna da Virdis che poi non può controllare nello stretto questo pallone, ma non ci riesce. Moro, Canu lunga da Carbonitonga che questa riesce a metterla giù, va da Orru, si muove Carbonitonga, non può essere servita. Orru passa forse in mezzo a due, Orru sotto le gambe di Santulli, non riesce però a trovare lo specchio della porta, si salva la Lazio. Morello, anche lei
scende in campo in questa finale. Tronci da terra, la palla è buona. Orru si muove, Carbonitonga che aggancia, calcia, però è bravissima Conticelli a dire di no. Orru dentro, ma Santulli dice di no, ancora calcio d'angolo. Orru dentro, di nuovo la numero 9 tra le braccia del portiere avversario che però sbaglia il rinvio. L'ultimo tocco qui è di Raponi, si tiene stretta la rimessa laterale Carbonitonga. Canu, Orru, 1 contro 1 di Orru che poi vorrebbe tornare sul destro, non ci riesce. Raponi, non arriva il fallo, anzi sì, fischiato adesso e ammonita anche Orru. Cambio, torna in campo Pantano. Moro, isolata sul quarto di campo. Moro poi cerca di tornare sul sinistro, non ci riesce. Virdis contro tutta la difesa della Lazio. Virdis va a calciare alto. Morello. Pantano va ancora da Moro che vuole girarsi, vuole cercare ancora la sua giocata. Qui arriva un fischio per il fallo di Federica Tronci. Pantano. Attenzione, brutta palla persa qui Carbonitonga, però non è brava nello stop. Vediamo se ci riesce adesso. Sì, Carbonitonga va dentro dalla compagna, brava Moro. Qui Carbonitonga ha prima sbagliato il controllo che l'avrebbe mandata in porta e in seconda battuta non è riuscita a servire la compagna con i tempi giusti. Orru, Virdis, 1 contro 2, Virdis vuole andare dentro, anticipa tutto Pantano, poi si torna fuori da Moro, poi tornerà Morello, adesso Pantano, Morello ancora, Carbonitonga recupera il pallone, Virdis, qui si trascina fuori la sfera la capitana del Cagliari. Dal contrasto alla giocatrice del Cagliari, poi Carbonitonga il gesto che arriva anche il primo fallo della formazione laziale in questa partita. Calcia, Virdis non trova però la porta. Non può Virdis controllare il pallone, lo fa andare direttamente sul fondo per ripartire. Tonga qui, manca l'aggancio, fuori Tronci e dentro Martina Porceddu che aveva iniziato la gara con la maglia numero 8. Pantano, Morello prova a girarsi, recupera il pallone, Virdis che può andare 1 contro 1, Virdis dal portiere, però brava Santulli.
nel mantenere la posizione. Virdis qui manca un'occasione molto ghiotta, ma insomma sta facendo tutti i minuti, e quindi diciamo che è difficile avere sempre la lucidità per fare la cosa giusta. Qui è un anticipo clamoroso di Virdis, poi Carboni Tonga viene toccata, questo è fallo, infatti Carboni Tonga non fa granché per nasconderlo. Scaramucce tra Orru e Pantano. Si può però riprendere senza grossi problemi. Virdis in porta, deve parare Santulli. Sfera non potente, ma comunque precisa, diretta nello specchio della porta. Calcia Orru, Carboni Tonga non può arrivarci. Palla troppo alta per la numero 10. Palla lunga Virdis qui con l'aiuto delle mani su Proietti. Lascia poi per Orru che cerca un dribbling, lo sbaglia, Proietti, poi Orru ancora, vediamo se esce vincitrice al contrasto col corpo. Sì, Virdis, bel pallone qui per Porceddu che però non ha un felicissimo aggancio. Pantano infatti furbescamente si tiene stretta la rimessa laterale. Morello, Pantano qui non aggancia, deve tornare indietro da Canu, Porceddu. Lunga Canu, entrata in campo la capitana della Lazio, Giulia Coratella. Morello va a calciare, chiude Porceddu, poi Morello ancora, va dentro Canu, stavolta trattiene il pallone, evita il gol del 3-0, c'era Proietti appostata. Orru, Virdis l'1 contro 1 con Morello, Virdis ancora un pericolo per la retroguardia della Lazio, ma qui Pantano recupera bene. Proietti vuole andare, ma Orru le impedisce di trovare il pertugio. Dentro, lo schema non si chiude, palla che esce, Coratella non deve fare altro che guardare a sfilare perché non può proprio arrivarci. Time out chiesto da Cagliari. Canu. Va Canu, tocca Carboni Tonga, forse toglie a Porceddu la possibilità di andare verso la porta. Qui Morello tenta il dribbling, non arriva però il fischio sulla già ammonita Orru, e poi un richiamo intero alla panchina della Lazio da parte di
dell'arbitro Letizia Puzzonia della sezione di Terni. Carboni Tonga qui aggancia, poi cambia bene per Porceddu, la palla tra l'altro era anche interessante. Morello qui aggancia, Orru ci arriva per prima, Orru vuole girarsi, calciare non ci riesce, Carboni Tonga allarga. Virdis. Virdis calcia, attenzione, la palla che resta lì, Carboni Tonga, ancora la palla per Santulli che para in due tempi, vorrebbe un fallo. La giocatrice maglia numero 10 non le arriva. Orru. Orru, 1 contro 1 di Orru. Virdis calcia, Santulli non deve neanche preoccuparsi della traiettoria del tiro. Palla che viene fatta sfilare direttamente sul fondo. Virdis ancora allunga, bel cambio di gioco, Porceddu non prova neanche a mettere il piede. Virdis ancora, Virdis calcia, l'ultimo tocco è sulla schiena di Porceddu. Sì, esatto. Morello alza il pallone, Lazio che adesso fatica a produrre gioco, il Cagliari francamente un gol per quanto visto lo andrebbe anche a meritare. Entra in campo con la maglia numero 10 anche Ilaria Calì. Calì. Attenzione a Orru che recupera il pallone, poi vuole calciare tra le gambe dell'avversaria che Conticelli però glielo impedisce, riscatta l'errore di un attimo fa, qui Carboni Tonga strascina fuori la sfera. Moro. Attenzione alla palla che resta viva, Moro poi la tocca. Palla che è in movimento, non può essere giocata in quel modo. Lazio che torna in possesso, Calì. Moro. Calì alza il pallone, arriva Virdis per prima, stoppa, tiene lì Orru. Orru l'1 contro 1 di Orru che passa la porta sul destro, calcia Orru, attenzione a Porceddu che cerca una giocata clamorosa, trova però solo l'esterno della rete. Virdis 1 contro 2 di Virdis che poi va dentro da Orru, l'ultimo a toccare è proprio lei. Calì, vediamo se va sul secondo palo, no, c'è Cani per chiudere. Pantano sul punto di battuta, 6:47 da giocare. Moro va a calciare, Moro, Orru arriva prima sul pallone, poi salta Calì,
Ancora Moro, vediamo se allunga per Porceddu. No, preferisce tornare da Virdis. Deve lasciato il quarto di campo a Virdis per giocare l'1 contro 1 con Conticelli. Virdis va a calciare, messa giù, tutto buono. Orru ancora, si incaponiscono in dribbling di troppo, forse c'era la possibilità di servire Nora Piras nella parte destra del campo. Conticelli 1 contro 1 con Virdis. Conticelli, l'ultima a toccare è proprio lei. Brava qui Virdis a chiudere. Serapiglia in campo adesso. Palla in basso, attenzione, brava, Serapiglia qui a chiudere su Piras. Conticelli stoppa con calma, decide che c'è tempo insomma da poter gestire. Moro. Serapiglia a Moro. Calì. Allungato il pallone dalle parti di Morello che lo tiene molto abilmente, attenzione all'entrata, non viene servita da parte di Moro. Conticelli. Calì. Conticelli ancora sbaglia qui l'aggancio, abbastanza complicato, bisogna dire, questo tentativo dentro Tronci. Va a calciare direttamente in porta Canu, sfera che non va poi lontanissima dalla porta di Santulli. Serapiglia l'1 contro 1, Serapiglia allarga bene il campo per Conticelli. Serapiglia vorrebbe il pallone di ritorno, lo ottiene, ma difficile che questa palla potesse giungere a destinazione. Canu. Attenzione a Canu che qui sbaglia, la porta è vuota. Calì ma anche Virdis. Deve fare attenzione Canu. Qui sbaglia, deve tirare l'invio, non arriva la compagna. Conticelli 1 contro 1 con Virdis. Tira Conticelli. Si era liberata bene per il sinistro alla 37. Orru. Carbonitonga, palla ora per Conticelli, 1 contro 1 con Virdis, fuori da Moro. Serapiglia sul secondo palo, non arriva il pallone, Carbonitonga alza la testa, prova a involarsi, non ci arriva per la buona chiusura da parte di Rene Moro. Orru, attenzione a questo contrasto da parte di Calì che poi diventa la proprietaria della sfera per un momento. La palla ancora alta per Calì, arriva Orru, niente di fatto insieme a Virdis, anima, tecnica, cervello di Cagliari. Conticelli ancora contro Virdis, va dentro Conticelli, la palla che resta nelle mani di Canu. Virdis, serie di finte, poi vuole imbucare per Carbonitonga che però non prende bene posizione col corpo. Conticelli si sposta la palla sul destro, Conticelli deve arrivare solo per un momento in realtà Tronci. Conticelli qui inciampa sul pallone. Canu, Virdis. È arrivata subito la copertura qui, Orru, Carbonitonga, attenzione, calciano
Lo fa veramente addosso a Santulli, rimasto a terra Moro. Ha ragione l'allenatore di Cagliari, proprio perso il tempo della giocata. Attenzione a Moro che però mi pare possa rialzarsi e continuare, così è. Tronci, Virdis. Calcia Virdis, largo di poco il tiro di Virdis, ma c'è stata una deviazione. Orru. Non arriva a Tronci questo pallone, poi forse subisce un fallo, non viene fischiato, attenzione dall'altra parte Badala, 1 contro 1 con Carbonitonga, Badala va sul sinistro Carbonitonga, qui riesce a disinnescare l'azione offensiva, Cali poi tiene vivo il possesso Sarapiglia. 2 sono troppe però per la giocatrice della Lazio, che poi va a commettere fallo, viene anche ammonita. Calcia Virdis alto, 2:36 alla fine del primo tempo. Serapiglia. Virdis arriva bene sul pallone, poi torna indietro da Canu, completamente sola Porceddu che può girarsi, calciare però in bocca a Santulli. Una serie di occasioni sprecate nettamente da parte di Cagliari. La verità è che sono capitate tutte su giocatrici un po' role player, un po' meno appariscenti rispetto a Virdis e Orru, che toccano tanto il pallone. Invece ad esempio Carbonitonga, Porceddu, quelle poche volte che toccano il pallone rispetto alle compagne spesso hanno dovuto cercare conclusioni potenzialmente decisive e non sono state in grado di andare a battere Santulli. Carbonitonga protegge il pallone alla 51 che poi abbandona il terreno di gioco e lascia anche la battuta della rimessa laterale a Pantano. Buono qui intervento da parte di Cali, Vadala allarga, vuole cambiare gioco, deviazione, calcio d'angolo. Sfera che torna direttamente dall'altra parte. Si lotta all'interno del cerchio di centrocampo, o quasi, sfera per Pantano, Pantano non libera il destro, poi Canu non libera definitivamente, ci prova Virdis, Carbonitonga calcia, poi Santulli ancora bravissima, ma
È la seconda volta che viene detto a Carboni Tonga di andare a calciare di prima, non lo fa, e prendere la palla fa un tocco di troppo e dà proprio il tempo a Santulli di uscire. Brava Santulli, coraggiosa anche. Pantano allarga da Conticelli, calcio di deviazione di Porceddu, calcio d'angolo, 39 secondi alla fine. Conticelli, deviazione ancora, calcio d'angolo nuovamente. Virdis non trova la compagna sul lungo, poi Pantano calcia in bocca a Orru, però c'è subito la possibilità di andare lunghissima. Perdona, Canu va adesso da Orru che si trascina fuori il pallone, 20 secondi alla fine. Badalà lascia Conticelli lungo, arriva Virdis, viene di tutte, vediamo se c'è ancora un'occasione per Cagliari. Orru vorrebbe andare da Porceddu, non ci riesce. Pantano, una contro tutte, giocatrici del Cagliari, 3 secondi, 2 secondi, finisce qui il primo tempo, 2-0 a favore della Lazio. Il gol di Pantano, l'autogol di Cano. Ci fermiamo per qualche minuto anche noi, poi torniamo per il secondo tempo live da Cari Sport di Cesena.
Siamo tornati in diretta dal Carisport di Cesena, la seconda semifinale scudetto under 19, in vantaggio 2-0 la Lazio sul Cagliari grazie al gol di Pantano e all'autorete di Canu. Il primo possesso è affidato alle sarde. Pallone che rimane in possesso delle giocatrici in maglia bianca, che con un calcio d'angolo hanno la possibilità di rimettersi subito in partita e, perché no, accorciare lo svantaggio, addirittura dimezzarlo. Orru. Sono Carbonitonga, si va dentro proprio da lei, poi Orru, palla che va sull'esterno della rete, Virdis la voleva per calciare dal limite dell'area. Allunga Conticelli ancora va da Raponi, se la porta sul destro, c'era la compagna da servire prima, però la cosa giusta da fare, ma con un tempo di gioco di troppo. Attenzione qui a Porcedo che può andare a calciare, palla che sibila di fianco al palo. Palla lunga, protegge l'uscita del pallone Virdis su Raponi. Canu. Sfera che però viene letta bene da Moro, poi Conticelli sul secondo palo, Pantano non va a calciare, quindi si illumina per Carbonitonga che non trova il tempo di battuta e Moro arriva perfettamente sulla palla. Rimane a terra ancora Carbonitonga che vorrebbe un fallo che però non arriva. Carbonitonga non può arrivare sul pallone, Pantano già dall'altra parte con la sfera che non è pericolosa per Canu, ma occhio perché Lazio comunque è viva e forte col gol del 3-0. Orru pressa forte Pantano, Orru non può fare altro che rifugiarsi in fallo laterale. Palla per il tiro di Moro, Virdis corre, ci può arrivare Virdis, 2 contro 1 per il Cagliari, palla per Carbonitonga che stavolta calcia e para Pantene, molto bene. Palla fuori, Virdis l'aggancia, ma sono 4 giocatrici della Lazio schierate, Orru calcia, Orru largo. Raponi, bellissimo pallone messo giù da Raponi che poi voleva Conticelli e ha ragione perché secondo me è un buon movimento quello di Conticelli, non arriva a destinazione la sfera. Moro allunga, Raponi salta, Raponi ancora calcia, 3-0 Lazio, ha segnato Raponi.
Palla lunga, 3-0 per la Lazio. Il tiro, brava Pantano a chiudere tutto, poi Virdis anche un po' stizzita, commette un fallo che non viene ravvisato dalle direttrici di gara. Il tiro, Pantene ancora brava, non dire di no. Palla fuori, Virdis qua non può proprio arrivare. Pantano si vuole andare sul secondo palo, Virdis adesso ha un'occasione dall'altra parte, Carboni-Tonga, vediamo se le dà il pallone, troppo lungo per Carboni-Tonga. Virdis sta cercando di fare tutto nella miglior maniera possibile. Virdis di testa, Orru col corpo su Conticelli, volevano un fallo sulla panchina della Lazio che non viene ravvisato, secondo me anche giustamente. Uno contro uno per Virdis. Virdis qui rischia di perdere il pallone, non c'è una compagna a cui appoggiarsi, vediamo se torna direttamente da Cano. Sì. Pantano qui stoppa il pallone, va da Raponi, salta il portiere Raponi, che giocata di Raponi! (4-0) Lazio, la doppietta di Raponi in questo secondo tempo, più 4 per le giocatrici in maglia blu. Viene cambiato tutto il quintetto adesso. Non arriva questo pallone a Porceddu, vediamo se il Cagliari riesce a inventarsi qualcosa per tornare in partita o meno. Coratella vuole andare verso la porta più che da proietti. Morello allunga il pallone, Orru si lotta ma la palla è ancora buona, attenzione Calin. La parata buona di Canu, si distende bene. Virdis sul pallone, vorrebbe andare da Canu qui, Orru
lotta, mantiene il pallone solo per un momento, poi invece lo tiene vivo. Virdis allunga per Orru, bel pallone per la numero 9 che calcia e prova a rimettere in discussione il risultato. 4-1 ha segnato Orru. Canu. Virdis. 1 contro 1 di Virdis con Proietti. Virdis si libera, serve la compagna al lato, ma la sfera è troppo verso la linea di fondo per poterci arrivare. Coratella. Murello. Calì. Proietti. Calì ancora. Coratella. Cambia, ma Morello non era venuto a chiudere la giocata. Virdis se la porta sul sinistro, cambia, ma non ci arriva. Piras, occasionissima per Cagliari. Occasionissima per Cagliari, si dispera il tecnico sardo. Palla ancora lunga, Piras qui invece arriva sul pallone anche lei l'ultima a toccare. Palla che per poco non diventa buona per la tripletta di Raponi. Orru per l'1 contro 2 di Virdis che però non può nulla su Coratelli, subentra Orru ancora, Orru lascia per una compagna che è Tronci, Pantano vorrebbe liberare, torna da Coratelli, la Lazio si salva. Virdis calcia, Virdis spara, Partene, brava qui a distendersi. Orru va dentro, Tronci non può arrivare, Coratelli, Pantano si è sovrapposta. Pantano, Raponi dentro, Canu, poi il calcio di Moro, deviazione? No. (13:24 a giocare, letteralmente una vita. Canu ancora lunga da Orru, Moro anticipa, Orru lotta, vorrebbe un fallo, Conticelli, si muove Raponi, non può essere servita solo in un secondo momento, Raponi si deve girare però, Raponi col sinistro da Pantano per lo scarico, non è
arrivata Conticelli, Orru ancora Moro. Virdis calcia, Virdis vorrebbe un fallo che però non arriva, si tocca la caviglia destra la numero 3. Il contrasto tra Tronci e Moro, si lamentano entrambe, in realtà arriva poi un doppio cartellino giallo che insomma non fa piacere, specialmente lato panchina Lazio. Orru. Virdis chiamata alla salita, l'1 contro 1 con Conticelli. Virdis ancora, Virdis dentro, Bonitonga, poi Orru calcia ancora su una compagna, secondo me, anzi no, rimessa laterale. Virdis calcia, Virdis, deviazione, rimessa laterale. Virdis a calciare, difficile coordinarsi da lì. Raponi. Non può arrivarci con Bonitonga, Virdis. Orru, Corticelli. 11:30 alla fine del match, sempre 4-1 a favore della Lazio. Pantano, Raponi voleva l'1-2, non si concretizza. Va a calciare Orru. Largo il tentativo. Ancora Porceddu a toccare il pallone, rimessa laterale per la Lazio. Conticelli. Ancora
Conticelli si allarga, non riesce a calciare, Conticelli largo. Canu, Partene non si fida di bloccare il pallone, preferisce andare in rimessa laterale. Virdis, serie di finte di Virdis, vorrebbe il destro, non glielo lasciano. Virdis ancora, vediamo se scarica per Orru. Sì, Orru ha un po' di spazio per calciare, deviazione, calcio d'angolo. Porceddu ritorna sul pallone, va da Carbonitonga, Virdis ha un po' di spazio, arriva Conticelli, Virdis va sul destro, Virdis, Carbonitonga, sempre un tocco di troppo da parte della 10 che però torna indietro. Virdis, Orru, qui perde la sfera, l'ultimo a toccare è Virdis. Pantano, benissimo per Vadalà, è stata anche di nuovo la compagna, Vadalà calcia, conclusione vicina al palo, time out chiesto da Cagliari. Virdis, blocco da parte di Porceddu. Orru, Virdis, un controllo di Virdis con la copertura di Vadalà che poi deve scalare anche su Orru. Tocca il pallone bene Vadalà, insomma Virdis e Orru hanno giocato tutta la partita. Carbonitonga ha fatto 2-3 interventi difensivi davvero di livello, secondo me, cosa che non le è riuscita all'altra parte del campo però. Anche quello dove si è fatta male, insomma, zoppica ancora vistosamente per l'infortunio occorso nel primo tempo. È una giocata difensiva di alto livello. Pantano qui, Carbonitonga ancora va a proteggere questo pallone. Davvero un ottimo, secondo me, senso difensivo, almeno per quanto visto oggi. Orru. Da Carbonitonga, palla difficile da capitare, soprattutto se c'è la marcatura di Pantano. Va da là, calcia, sbatte su Conticelli. Canu. Tocca Carbonitonga, la parata del portiere però. Partene. Orru dentro, il tiro di Porceddu, rimessa al fondo. Sì.
Conticelli. Virdis arriva sul pallone, Virdis sfida tutta la difesa del Cagliari, Virdis, perdono della Lazio, poi Virdis ancora, incredibile Virdis. Prima sotto le gambe del portiere che para ribattuta, tiro traversa. Rimessa laterale per la Lazio, sfortunatissima Virdis, sfortunatissimo il Cagliari. Vediamo se arriva Porcetto sul pallone, no. Pantano. Calì. Conticelli calcia. No deviazione, rimessa al fondo, cambio dentro Tronci. (8:09 da giocare). Orru non vince il contrasto con Pantano, l'arbitro non fischia, fa giocare. Pantano in possesso di palla, Calì, Conticelli. Calì. Non arriva a destinazione la sfera. Orru, Calì, poi subentra molto bene Tronci, ancora Tronci, poi Pantano da terra. Rapone, bella palla per Coratella, però fatica a coordinarsi. Attenzione a questa palla un po' sanguinosa sulla quale deve arrivare Virdis ancora la tiene viva clamorosamente, poi le compagne non la aiutano in questa circostanza. Appartiene, bel rinvio per Conticelli, Conticelli sul destro, calcia, Orru chiude. Calcia alto Raponi in questo caso. Orru in mezzo a due, ancora Orru, chiude Raponi, poi può ripartire Raponi, la pisata per Coratella ancora, vede Raponi, tocco di ritorno, può girarsi Raponi, poi sul sinistro, deviazione, la palla è entrata e questo è un bel gol per tecnica, per la giocata di Raponi. Certo è che è anche uno specchio di quello che è accaduto oggi, le occasioni per il Cagliari sono state tantissime, l'ultima per quanto riguarda anche Virdis, la differenza è che lì la palla deviazione poi traversa, qui una deviazione ha condannato il Cagliari a subire il quinto gol. Virdis da dentro, Virdis, la palla non arriva su piedi di Orru, Coratella, poi Calì, Orru ancora, Calì esce vincitrice, Calì calcia, gol, 6-1 Cagliari, pardon, 6-1 Lazio ovviamente, sesto gol subito dal Cagliari e questa inizia a assumere un po' delle dimensioni esagerate come sfida.
Canu. Attenzione qui a Proietti calcia, Virdis su di lei. Bella palla di Virdis per Piras, qui perde però un tempo di gioco. Attenzione a Coratella che è brava ad andarla a fermare. Coratella calcia, la donna è stata Conticelli a calciare. Calcia Coratella, palla che non viene poi deviata da Proietti. Orru arriva sul pallone in mezzo a due, Calipo glielo strappa, fallo commesso da Proietti, va giù Orru. Palla lunga, direttamente sul fondo però. Uno contro uno. Si muove bene per andare a calciare Conticelli, poi un nuovo tiro viene bloccato da Canu. Virdis sulla sfera, ancora Virdis, lotta all'altezza della linea di fine campo. Virdis, Orru ancora perde qui il pallone. Morello si muove, va da là, non può ricevere il pallone, sì adesso va da là, mette un po' di ordine. Da là trova Morello calcia direttamente su Canu. Carbonitonga, la palla non è uscita, Orru. Piras qui tocca il pallone, va da là. Cercato un colpo di tacco da parte di Virdis, difficile, poi Piras, c'era Orru da servire, 4 minuti alla fine. Orru va sul sinistro, non arriva il pallone, Orru ancora lotta, poi Virdis rimasta avanti, chiude tutto Coratella, c'era Carbonitonga da poter servire, poi Proietti, Coratella, ancora Coratella va a calciare addosso a Canu. Virdis allarga per Piras, ma non arriva.
Il tiro, la palla che resta lì, Morello, Canu ancora, Orru. La palla che poi diventa buona per il gol del 6-2. Ha segnato Porceddu. Vada. Beh, la palla in verticale. Proietti però non riesce a stopparla. Morello si allarga sul destro, Virdis però chiude. Vada là, Canu blocca a terra. Virdis. Poi Morello va verso la porta, Morello calcia. Devia Talloru. Vada la calcia. Il tiro ancora, poi arriva a calciare i Proietti. 1,25 alla fine. Virdis con la tella, scivola su Virdis, molto bene. Orru. Calì chiude molto bene, poi 1-2 non chiuso da Proietti. 1 minuto e 10 alla fine. Virdis dentro per il tiro, il gol di Porceddu. 53 secondi. Ok che tutto è possibile, ma sarebbero dovuti arrivare un po' prima questi gol per il Cagliari. Mi sembra non crederci, però eccessivamente. Coratella lungo, Virdis tocca. Canu allunga, Canu, Porceddu non ci può arrivare. Porceddu ancora.
Talloru, 3 secondi e direi che finisce qui. La Lazio vince e va in finale. Domani giocherà contro il Bitonto per decidere chi giocherà, per decidere chi alzerà al cielo lo scudetto Under 19 femminile. Da Lorenzo Poliselli è tutto, noi ci troveremo questa sera per la finale, pardon, la semifinale scudetto Under 19 maschile tra CDM e Fenice Venezia Mestre.